Buon pomeriggio amici e amiche amanti del calcio, oggi vi presentiamo la sfida del Valevole per la terza giornata del campionato juniores Under 19. Un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi Parmonval contro Athletic Club Palermo. Le due formazioni sono già sotto la nostra postazione, potete vedere come stiano quasi per entrare in campo, siete soltanto l'arrivo da parte del direttore di gara che potrà finalmente dare inizio a questa sfida. Una partita che, come sempre, in ogni nostra diretta vogliamo presentarvi partendo dalle statistiche, dai dati che chiaramente già possediamo, visto che questa si tratta della terza giornata. Nel frattempo i giocatori sembrerebbero conoscersi, di conseguenza si saranno già affrontati forse già diverse volte all'interno dei campionati giovanili, e quest'oggi magari questa chissà che non possa essere magari un fattore, anche la conoscenza tra i vari giocatori. Nel frattempo quindi parlavamo delle statistiche perché la Parmaval ha iniziato veramente molto bene in questo campionato, con 2 vittorie su 2, la prima contro l'ATF e poi successivamente contro Sporting Arenella, anzi la prima contro Sporting Arenella e poi successivamente con l'ATF, 2 vittorie consecutive per la Parmaval nella prima giornata contro appunto Sporting Arenella con risultato di 5-0, un risultato roboante che ha fatto capire quali sono le intenzioni di questa formazione di giocare per i vertici di questa classifica. Poi la seconda partita, ancora una volta un'altra vittoria, questa volta in trasferta in casa dell'ATF, e adesso invece torna in casa per poter continuare il suo trend positivo. D'altra parte però bisogna parlare anche dell'Athletic Club Palermo, perché è arrivata una sconfitta nell'ultimo match contro il San Giorgio Piana, poi però anche nella prima sfida una vittoria contro l'ATF, dunque l'ATF è già un'analogia tra le due formazioni, perché entrambe sono state affrontate appunto da questa formazione. In entrambi i casi è arrivata una vittoria per l'Athletic Club Palermo, un risultato di 2-0, per la Parmaval invece il risultato di 1-3. Parliamo anche dei gol fatti, dei gol subiti, perché la Parmaval al momento ha realizzato ben 8 gol, ne ha subito soltanto uno in più invece subito per l'Athletic Club Palermo, la formazione di mister Gabriele Cipolla, che ne ha subiti 2 ma ne ha realizzati 3, dunque già un dato abbastanza differente, che è quello del fattore gol con 5 di distanza, che potrebbero essere un fattore, ma vediamo. Sicuramente un fattore della partita può essere il vento. Non è una giornata brutta qui a Palermo, allo stadio Lo Monaco, al campo Lo Monaco di Mondello, però c'è tanto vento, dunque chissà che magari queste condizioni non possano essere un fattore della partita. Nel frattempo si attende sempre l'arrivo del direttore di gara, che è ancora probabilmente negli spogliatoi per controllare forse gli ultimi fogli, le ultime distinte, forse per controllare tutto, e poi finalmente potrà iniziare questa sfida. Noi ricordiamo oggi come possa essere fondamentale per l'Athletic Club Palermo invece tornare alla vittoria dopo lo stop nell'ultimo turno contro il San Giorgio Piana, una sconfitta arrivata dopo invece una vittoria convincente, prima uscita di questo campionato contro la TF. In quel caso fu una vittoria importante con il risultato, ricordiamo, di 2-0. Vediamo sotto i nostri schermi subito le due formazioni. Vi presentiamo quella dell'Athletic Club Palermo con in porta Marco Lorello, poi a seguire Tornambè con il numero 2, con il numero 3 Riccardo La Rosa, con il numero 4 Rosario Arcoleo, con la 5 Samuele Martino, con la 6 Ferdinando Fiore, con la 7 Manuel D'Amico, con la 8 Nicolo Corsino, con la 9 Cristian Ingallina, con la 10 il capitano Mattia Clemente, con la 11 Salvatore Lucchese. Sono questi quindi gli 11 della formazione rossonero, oggi in maglia bianca per il mister Cipolla, che attende l'arrivo del direttore di gara. Insomma, lo stiamo attendendo un po' tutti. Il direttore di gara in realtà è arrivato, ci siamo forse persi durante la lettura della distinta della formazione di casa. Vi leggiamo anche la formazione ospite, chiaramente, chiedo scusa, vi leggiamo anche quella della Parmoval con Raffaele Minini, Andrea Caronia con la 2, con la 3 Roberto Folleri, con la 4 Kevin Cernigliaro. Nel frattempo vi accompagniamo anche con l'ingresso da parte delle due formazioni, ma concludiamo con Umberto Marino con la maglia numero 5, capitano della Parmonval. Poi abbiamo Jean-Paul e Conan, Candelà, Cernigliaro, Labate, Aprile e Molini. Sono questi quindi gli 11 della Parmonval che inizieranno dal primo minuto contro la T-Club Palermo, una partita dunque ricordiamo valevole per la terza giornata del campionato di juniores Under 19. I due capitani sono già schierati accanto all'arbitro, a fianco del direttore di gara. Abbiamo infatti da una parte Mattia Clemente, dato l'applauso da parte anche del pubblico presente, una buona fetta di pubblico, devo essere abbastanza sinceri. Dall'altra parte invece il capitano, come detto anche in precedenza, si tratta di Umberto Marino, maglia numero 5. Adesso vediamo chi potrà finalmente iniziare, chi avrà il primo possesso di questa partita. Nel frattempo noi vi mostriamo come sempre il nostro meraviglioso tabellino che ci accompagnerà all'arco di tutta la partita. Chiaramente il cronometro partirà nella misura in cui il direttore di gara
fischierà chiaramente l'inizio della partita, non un minuto prima, non un minuto dopo, ma chiaramente all'esatto momento in cui il direttore di gara sancirà l'inizio della sfida. Nel frattempo stanno completando i saluti le due formazioni, non soltanto con il direttore di gara, non soltanto tra di loro, ma anche con le panchine. Vediamo infatti Marino, ma anche Minini, poi Conan, a seguire tutti gli altri giocatori, d'altra parte anche a chiudere invece in gallina con la 9. Adesso si va anche dalle proprie panchine, non soltanto dalle panchine avversarie, insomma manca veramente pochissimo e poi finalmente potrà iniziare questa sfida che pone di fronte la Parmaval e l'Athletic Club Palermo. Il primo possesso palla, vediamo di chi sarà, perché da qui chiaramente non possiamo vedere palla, possiamo vedere la monetina, la famosa monetina, per capire chi avrà il primo possesso, chi avrà il pallone per iniziare. Sembrerebbe la squadra di casa, dunque la Parmaval inizierà con il primo possesso questa partita sul punto di battuta. Vediamo Gabriele Molini che concede il pallone in gallina per mettergli qualche palleggio, anche per capire che pallone si tratti, se è un pallone buono o meno. Chiaramente anche questo può essere un fattore chiaramente della partita. Nel frattempo è tutto pronto per l'inizio, con l'Italia che sta discutendo con le panchine, forse per non farli, infatti sì, probabilmente era per farli rimanere all'interno della propria panchina, dunque non al di fuori, ma sappiamo bene come lo staff, le dirigenze spesso tendono magari a stare un po' fuori, ma anche per chiaramente dare le indicazioni ai ragazzi. Infatti un dirigente si siede, l'altro invece è alzato. Nel frattempo di Tegara sta venendo verso di noi, quindi verso la nostra telecamera, e da lì poi sicuramente potrà iniziare la sfida. Adesso sta guardando il cronometro, siamo in un piccolo ritardo già, siamo arrivati alle 15:08, dunque 8 minuti di ritardo questa partita, ma siamo sicuri che non ci farà annoiare. Parmaval contro Athletic Club Palermo sta per iniziare, il fischietto in bocca, si sente soltanto il fischio che arriva. Vediamo, sta per fischiare, arriva adesso anche l'inizio della partita, spunta il nostro cronometro e arriva subito il primo lancio da parte della Parmaval, che cerca immediatamente di gettare il pallone dalle parti della difesa di Club Palermo, che lotta subito, ma vi è un fallo, dunque calcio di punizione, gioco subito interrotto dopo appena 13 secondi con il calcio di punizione per la Parmaval. Vediamo dunque schierarsi Folleri con Marino centrale, sinistra invece Conan, tanto palla direttamente dalle parti di Lorello, che dunque blocca la sfera e fa ripartire la Rosa, che l'aggancia. Pallone gettato subito in avanti, cercare lo scatto di Mattia Clemente, il capitano dell'Athletic Club Palermo, poi palla alzata a campanile, scivola in un primo momento, sembrava Folleri ma era Candela, riesce comunque a recuperare il pallone. D'Amico può puntare, cerca la sua posizione, Conan la tocca poi 2 volte, Clemente cerca il taglio, non era una brutta idea in realtà questa, però nessuno aveva seguito il taglio da parte del numero 10, che aveva cercato di non ripartire dalle retrovie ma di continuare questa pressione alta cercando uno spiraglio, ma non è riuscito. Conan intanto buona sua giocata, poi allontana la sfera a cercare l'inserimento di Labbate, che lotta contro Martino e Fiore. Poi Martino la tocca a Corsino, regala però la sfera a Candela, prova ad autolanciarsi, capisce tutto, torna a meglio, c'è spazio per D'Amico col sinistro, cerca lo spiraglio nel tentativo di servire Mattia Clemente, che si era anche inserito bene in realtà, forse ha perso il mismatch atletico in questo caso con Conan, che è stato molto bravo a porsi davanti con il corpo e a non permettergli di continuare la sua avanzata. Cernigliaro allarga dalle parti di Candela, che può rientrare, punta Tornambe, si appoggia con l'esterno, cercare Aprile, pala di ritorno, poi forse va in rimessa laterale, invece no, la salva lì Cernigliaro, dunque molto bravo a tenerla in campo, cioè a rimorchio Aprile, non lo serve, va dall'altra parte, Candela aggancia il pallone, poi prova a girarsi Molini, poi cross in mezzo, allontana qua testa la difesa dell'Athletic Club Palermo. Subito partita molto vivace in questi primi 2 minuti, ha visto 2 formazioni che non vogliono lasciare nulla al caso. Lo abbatte intanto Aprile, apparecchia per il compagno, poi la Rosa in anticipo, scivola anche, e
dunque non riesce a mantenere il possesso della palla, quindi in rimessa laterale per la Parmoval, che rimane dunque in fase offensiva. Questa rimessa viene battuta lunga con l'Abate che la difende, viene anche tallonato dalla difesa con l'aiuto di Martino, anzi di Fiore, chiedo scusa. Martino è dentro l'area di rigore, che infatti sta dando segnalazioni ai compagni. Palla che scavalca Fiore, qui rischia un po' perché si era agganciato con il giocatore avversario, dunque decisione per l'editoria di non concedere il calcio di rigore. Effettivamente non è stata una trattenuta vistosa, comunque si sono agganciati, ma nulla che potesse fare presagire un calcio di rigore. Dunque rimessa con le mani con Tornambè, che andrà probabilmente lungo, infatti fa così, lotta in gallina con Conan, che è stato molto bravo qui a non farlo girare, poi ancora Conan in mezzo a due addirittura, mette tutti d'accordo, poi sconta da numero 4, viene vinta da Arcoleo, che poi tocca ancora una volta il pallone. Guarda che il gioco, Candela la controlla in mezzo a due, fa una buona giocata, poi sbaglia il terzo dribbling, Conan rischia tanto, poi il pallone termina in out con l'ultima deviazione, che è proprio della Teddy Club Palermo, con D'Amico che era stato bravo a pressare ma non è fortunato a trovare il pallone. Aprile può allargare, lo fa molto bene, sicuramente per l'idea, forse un po' meno la realizzazione, perché Caronia non poteva arrivare su questo pallone, era abbastanza profondo, serviva forse il turbo al numero 2 per riconquistare questa palla. L'idea sicuramente da lodare per Aprile, ma ripetiamo, forse non fatta con i giri giusti. Intanto Lorello allunga dalle parti di Tornambè, che la controlla dandola di prima verso D'Amico, poi l'anticipo da parte di Candela, che può puntare il difensore, viene fermato, Tornambè, Arcoleo, spalla alla porta, Martino, poi Tornambè, rischia un poco cercando il dribbling, poi si appoggia dalle parti sempre di Martino, difesa che ha subito, ricordiamo, 2 gol dall'inizio campionato da Club Palermo, dall'altra parte invece la Parmoval ne ha subito solamente uno nella sfida vinta con il risultato di 1-3 contro l'ATF. Intanto rischia qui pallone sanguinoso perso quasi da Arcoleo, è stato prestato molto bene dall'attaccante, poi Tornambè, pressione alta, altissima addirittura da parte di Cernigliaro, che qui sta facendo vedere in questi primi 5 minuti tanta corsa, tanta pressione, e forse la sua posizione di mezzala, che in realtà è mezzala sinistra, potrebbe dare veramente tanto fastidio alla formazione ospite, perché sembrerebbe non avere le marcature al momento adatte a fermarlo. Intanto in gallina cerca la profondità nel tentativo di servire Lucchese, l'idea anche qui era giusta, ma non è stata forse fatta con i tempi giusti, di conseguenza sarà rimessa dal fondo, che viene battuta rapidamente per Conan, centrale, Cernigliaro, Marino, sempre Conan, guadagna diversi metri, poi decide di cambiare tutto e fa anche bene, perché stava effettivamente servendo Cernigliaro, ma non è stato poi rubato. Corsino centralmente per Arcoleo, arriva prima sul pallone, poi finta con la suola, lotta a centrocampo contro l'altro numero 4, contro Cernigliaro, riesce comunque ad appoggiarsi. La Rosa col mancino cerca la posizione, anche qui parliamo della posizione sicuramente di Cernigliaro, che sta dando un po' di fastidio in questi primi minuti alla Teddy Club Palermo, ma potrebbe essere la stessa cosa per quanto riguarda la Parmoval, perché la posizione di Mattia Clemente, capitano della Teddy Club Palermo, sembrerebbe al momento quella di trequartista, dunque di seconda punta, quindi anche qua le marcature potrebbero non essere perfette, perché la posizione non è mai facile tra le linee riuscire a contrastarlo. Intanto rientra sul destro e calcia, ci ha provato Candela, palla direttamente bloccata dalle parti di Lorello, che non ha troppi problemi e dunque fa ripartire immediatamente l'Atletico Club Palermo con Martino, che va a lungo, sbaglia il tocco, Candela con il braccio, abbastanza vistoso il suo aggancio con l'avambraccio, dunque calcio di punizione, guadagna metri, però qui Martino un po' rischiato, perché è giusto anche provare la conclusione, chiaramente la sventagliata offensiva, quindi gettando i palloni in avanti, cioè il tentativo anche di servire dal punto di vista aereo. Clemente è in gallina, però questa volta non è andata bene. Intanto palla al volo con Engallina che calcia col mancino, non ci ha pensato un momento, prende però una macchina. Ci auguriamo che non sia stata presa bene, chiaramente. Frattempo rimessa dal fondo, battuta rapidamente con Marino, il capitano, si appoggia Cernigliaro, si avvicina
Candela, ma lui va a lungo, va in profondità nel tentativo di servire Molini, poi la batte, fa una buona aggancio. Candela, Cernigliaro con l'esterno, gioca benissimo qui la Parmonval, Aprile, allarga ancora una volta con l'esterno, vede l'inserimento ai tempi giusti di Cernigliaro, tenta sulla posizione di Caronia, cerca il cross, deviazione, calcio d'angolo, il primo di questa partita dopo quasi 8 minuti di gioco. Ci stiamo sicuramente annoiando, partita molto vivace con le due formazioni che si stanno dando battaglia, che non vogliono lasciare nulla al caso, l'abbiamo detto già anche nella nostra intro. La classifica vede la Parmonval al primo posto con 6 punti su 6 disponibili, dall'altra parte invece con 3 su 6 l'Athletic Club Palermo che viene da una sconfitta contro il San Giorgio Piano. Cross in mezzo, allontana Corsino con l'addome sembrava, poi Caronia lo punta, lo salta, cross in mezzo, poi allontana invece con il destro, tentava di Fiore, dunque palla in rimessa laterale, sempre proiezione offensiva per la Parmonval che sta cercando di schiacciare l'Athletic Club Palermo. Clemente, uno dei primi palloni toccati per il capitano, sbaglia, poi cerca di turare la porta. Aprile, conclusione molto difficile, ma a volte quando si ha la numero 10 si cerca sempre questo tipo di giocate. Intanto Martino, Conan con la testa, Candela, uno dei più attivi in questa partita. Poi il ritorno di D'Amico, palesemente però in fuorigioco, era infatti alle spalle di Conan, l'ho anticipato. Chiaramente la posizione era di offside, dunque calcio di punizione per la Parmonval che andrà a lungo con Conan. Cernigliaro, scontro con Arcoleo, tutto regolare. Poi Molini per Candela, cerca il cross in mezzo, scivola un attimo, poi si rialza Cernigliaro, ma mette tutti d'accordo Lucchese, che adesso ha ripiegato veramente tanto. Sembrerebbe essere un 4-2-3-1 per l'Athletic Club Palermo con Clemente trequartista, però chiaramente sappiamo come i moduli siano fatti ormai per essere scritti soltanto, nemmeno nella distinta, ma forse nella lavagnetta che tutti gli allenatori hanno chiaramente nel proprio arsenale, nel proprio bagaglio, nel proprio zaino per schierare i ragazzi dall'inizio. Poi sappiamo come invece chiaramente poi in campo dal punto di vista offensivo e difensivo si cambia in continuazione il modulo. Ormai poi il calcio si è modernizzato da questo punto di vista. Intanto l'Abate la controlla molto bene, prova a girarsi, lo fa bene, allarga Caronia, però posizione di fuorigioco, dunque calcio di punizione per l'Athletic Club Palermo. Dopo 10 minuti possiamo subito dare un piccolo feedback per la partita molto vivace, con le due formazioni che stanno cercando di trovare lo spiraglio giusto, ma dall'altra parte ogni squadra presenta la voglia sicuramente di non concedere il fianco, un po' per citare un altro sport come la scherma, nel tentativo infatti di non concedere veramente nulla all'avversario. In questo momento soltanto una conclusione in porta e di stampo Parmonval, con il tiro tentato da Candela, tentato molto bene sul destro, però facile preda del portiere Lorello. Tanto allontana qui Folleri, anzi, chiedo scusa. Prendilo, Candela, avanti, guardala in faccia. Rimessa di La Rosa, va a lungo, di testa Marino, le prende tutte al momento, poi Cernigliaro allunga, La Rosa ancora. Poi gamba piuttosto tesa da parte di Cernigliaro. Poi c'è qualche piccola scaramuccia con il titolo di gara che invece fa rispettare tutto. Sarà dunque calcio di punizione per l'Athletic Club Palermo, con il pallone che è tra le braccia di Clemente. C'è anche La Rosa vicino a lui e Arcoleo, ma probabilmente il 10 vorrà calciare, anche se la distanza sembra abbastanza proibitiva, ma per un giocatore che di cognome fa Clemente, diciamo che potrebbe essere una soluzione più che valida anche il tiro da lì. Nel frattempo si sono chiariti i due giocatori, dunque calcio di punizione, Mattia Clemente sul punto di battuta, vediamo se quindi cercherà il tiro verso la porta o se invece magari un cross in mezzo. Sono saliti praticamente tutti, rimangono invece Corsino e La Rosa con Lucchese, dovrebbe essere, no, con Fiore che invece rimane a rimorchio, un po' lontano in realtà dal rimorchio, ma la posizione fondamentalmente è quella. Ci sono le marcature con Conan che sta tenendo al momento in gallina.
invece un po' più largo Tornambè sulla destra. Martino invece sta guardando il compagno, quasi a dire adesso appena batte mi infilo subito, però lo sta tenendo in marcatura Marino, che è il capitano della Parmon Valle. Dunque calcio di punizione, minuto 12 di gioco, con Clemente che invece va morbido in mezzo, poi il buca il difensore, Conan allontana, poi scontro con Martino. Tra Conan e Martino, due sicuramente non si sono detti delle parole amichevoli in quest'ultima occasione, ma qui ottima azione per l'Atletico Club Palermo, che diventa quindi l'occasione più importante di questa partita al momento, con il calcio di punizione battuto da Clemente e il tentativo del portiere di bloccare la sfera non è andato a buon fine, perché in realtà è stato bucato questo intervento e favorito quasi il gol per la formazione ospite, con Conan che poi ha messo saggiamente una pezza allontanando il più possibile la palla. Si parte quindi con una rimessa laterale per l'Atletico Club Palermo con La Rosa. Poi Marino in anticipo, molto bene qui, Folleri si appoggia con l'esterno, spazio per Caronia. Aprile allarga il gioco, qui una buonissima idea per Candela, ma Tornambè capisce tutto in anticipo. Poi D'Amico sbaglia il tocco di prima, poi contrasta qui D'Amico, grande qui il suo contrasto, che riesce a recuperare dopo l'errore precedente. Arcoleo, ancora D'Amico, scivolata di Cernigliaro, qui rischia il secondo fallo in pochi minuti per lui. Però non vuole fare battere rapidamente, vuole essere lui a fischiare. Dunque calcio di punizione ancora per l'Atletico Club Palermo, che sta comunque interpretando meglio questi secondi 5 minuti. Diciamo, nei primi 5 minuti è stato quasi un assedio per, possiamo dire, della Parmoval, con un ottimo inizio. Poi però una fase centrale, entrambe le squadre si sono date battaglie quasi al 50-50. Adesso invece sembrerebbe essere l'Atletico Club Palermo a gestire il gioco, quindi un po', se volessimo spezzettare questi 15 minuti di partita in 3-5, potremmo già avere notato questa piccola impostazione. Intanto lotta ancora l'Atletico Club Palermo con D'Amico che può rientrare, può puntare Conan, poi col mancino cerca Clemente che prova un velo, ha chiesto forse un po' troppo il numero 10, qui avrebbe potuto stoppare il pallone in libertà. Poi allarga il gioco, Candela la controlla, esce Tornambè, la palla è un po' profonda, riesce comunque a controllarla, ma soltanto per qualche istante, perché è già terminata in out. Dunque calcio rimessa dal fondo per l'Atletico Club Palermo, con Lorello che batte subito da Fiore. Ottima partita per i due centrali, Fiore e Martino, stanno tenendo molto bene la posizione. Poi scivola Folleri, ingallina Folleri ancora con la ruleta, grande qui la sua giocata molto tecnica per mandare al bar il suo avversario. Intanto Conan, c'ha spazio Conan, si appoggia saggiamente da Cernigliaro che fa due passi e poi torna dietro Marino. Conan, anche lui centralmente, rischia un po'. Aprile, il rilancio in avanti, cercare il tentativo di profondità da parte di Labbate, capisce tutto Fiore, e poi serve La Rosa che va direttamente tra la panchina della Parmonval. Sarà dunque rimessa laterale, sempre in proiezione offensiva per la Parmonval. Aprile con il sombrero riesce ad andare giù, Aprile sempre la tocca, poi cerca la conclusione da fuori. Ci ha provato in questo caso Gabriele Molinni, ma nulla da fare, palla nettamente fuori, con Lorello che la può prendere direttamente da fuori dal campo. Sarà quindi rimessa dal fondo, battuta sempre bassa, con un'impostazione che viene chiesta così dal tecnico Cipolla, con Martino che adesso allarga da Tornambè. Rilancio in avanti, salta Conan, non riesce a prendere, poi il controllo di Molini. Conan fa centrale, Aprile la controlla, ennesima giocata di lusso per il giocatore, poi lotta invece con Corsino ed esce anche Martino in pressione alta. Folleri, Marino, c'è largo Conan, Cernigliaro, buona qui la sua giocata di prima con Aprile, riesce a fare molto bene qui il collante, il numero 10 Aprile, che molto spesso prendersi questi problemi, gioca sempre di prima o tenta una giocata sopraffine, e al momento in questi primi 17 minuti possiamo dire che
gli sono effettivamente riuscite. Ingallina con il petto, Clemente con l'esterno cerca di servire Lucchese, palla direttamente in out, quindi rimessa laterale per la Parmonval, che sta ritornando un po' a gestire la partita dopo gli ultimi 5 minuti di stampo bianco con l'Athletic che stava tenendo meglio il rettangolo di gioco. Adesso invece la Parmonval sembrerebbe essere tornata a gestire meglio. Prova a girarsi, lo trattiene un po' Fiore e infatti il direttore di gara decide di sanzionare il suo intervento con un calcio di punizione. Dunque azione offensiva ancora per la Parmonval, che al minuto 18 può affacciarsi dalle parti del portiere avversario, da parte di Lorello, con un traversone. Ricordiamo che infatti l'occasione più importante di questa partita è arrivata proprio sugli sviluppi di un calcio di punizione. Chiaramente parliamo dall'altra parte perché si trattava della punizione calciata da Clemente, che in questo caso stava per fregare il portiere, perché in questo caso Minini era andato a respingere il pallone forse con i pugni, forse anche per bloccarla addirittura, ma mancando il pallone. Sarà dunque calcio di punizione per la Parmonval sul punto di battuta Aprile. Rimane indietro soltanto Caronia come ultimo uomo. Cross in mezzo, allontana poi Arcoleo, poi lascia scorrere invece tenendolo in campo ma soltanto per qualche istante Corsino. Dunque palla in rimessa laterale, sempre proiezione offensiva per la Parmonval, che può tornare ad attaccare con Caronia che andrà con le mani, cerca le torri in mezzo. Aprile con il tacco riesce a stopparla addirittura dopo aver tentato forse un passaggio in mezzo. Poi Fiore allontana, palla direttamente in out, rimessa laterale ancora una volta per la Parmonval, che va sempre lungo cercare la sponde aeree. Cernigliaro lotta con Arcoleo, sfida tra numeri 4, viene vinta al momento dal 4 in maglia bianca, e invece no, perché la rimessa laterale è per la Parmonval, dunque viene vinta dal 4 ma della formazione opposta dei padroni di casa. Dunque si tratta di Cernigliaro che va lungo con le mani, poi cerca la rovesciata, Fiore non lo fa girare, Martino allontana senza badare allo stile ma sicuramente molto efficace, e con Lucchese che allunga il campo per cercare D'Amico, uno dei più attivi in questo momento. Poi Tornambe la controlla, tutto regolare, nessun tocco con il braccio, si appoggia a D'Amico di prima, poi Candela ottimo, poi Marino cerca l'anticipo di prima, poi Clemente guarda la porta con un rimpallo, riesce quasi anche a passare, poi Tornambe lascia lì, Ingallina cerca il sinistro, finisce direttamente in out. Dunque azione ancora pericolosa per l'Athletic Club, però che quando attacca riesce sempre a creare un pericolo alla formazione di casa, chiedo scusa, alla formazione avversaria, volevo dire chiaramente, con questa azione insistita, con Tornambè che si era praticamente quasi sostituito agli attaccanti, essendo il più avanti di tutti. Ha fatto anche una buona sponda, poi Ingallina ha cercato la porta, non è stato però fortunato. Intanto Aprile non riesce a girarsi, non c'è spazio, Folleri poi sbaglia il tocco dalle parti di Caronia, sarà rimessa laterale potuta rapidamente da La Rosa. Adesso Ingallina lotta ancora una volta, spara la porta, poi cerca così l'inserimento per D'Amico che può arrivare, poi direttamente con i pugni fa una grande chiusura. Qui Munini si chiede anche un cartellino giallo, ma sicuramente non è stato un intervento cattivo da parte di D'Amico, che ha tentato di colpire il pallone, poi l'anticipo perfetto da parte di Munini, ha infatti negato il possesso al giocatore in maglia bianca. Dunque calcio di punizione, minuto 21, piccolo momento di pausa in questa partita che aspetta ancora di sbocciarsi forse. Conan avanza, guadagna tutto lo spazio di posizione, poi centralmente lo fa girare, anzi non lo fa girare Martino, concede però un appoggio, poi prova invece questa giocata sbagliata, in questo caso di Molini. Lotta sempre Marino, 2 volte con la testa, metti tutti d'accordo, Cernigliaro centralmente, cercare sempre l'Abate, ottima sponda, poi di prima Molini per il tentativo inserimento di Aprile, capisce tutto in anticipo invece Lorello e ferma l'occasione. La Rosa, tentativo in avanti, cercare forse l'inserimento di Ingallina che si era effettivamente
spostato sull'esterno, ma questa volta non è arrivato con i tempi giusti. Il pallone è direttamente in out. Infatti che possa tornare in campo, invece no, è tornato adesso in campo, dunque è rimessa con le mani con Caronia. C'è qualche discussione anche con il tecnico della Parmoval. Infatti sta aspettando qualcosa. Tanto il pallone è stato recuperato invece, ma si dovrebbe continuare con l'altro, invece no, perché il pallone verrà infatti sostituito. Anche un momento per dissetarsi per le due panchine. Effettivamente non è una giornata di caldo, c'è tanto vento, ma chiaramente sono le prime partite stagionali, la terza giornata di campionato, dunque ancora forse dal punto di vista atletico qualcosa va anche confermato più che altro. Non è facile infatti nelle prime partite presentare già il ritmo dei 90 minuti. Nel frattempo è stato allontanato un membro della panchina che viene fatto uscire, non sappiamo però per quale motivo al momento. Sarà dunque rimessa con le mani, sempre il solito Caronia ad andare lungo. Cerca di girarsi l'Abate, lo fa su Fiore che poi non riesce a farlo crossare. Dunque lo ostruisce fino all'ultimo, guadagna anche la rimessa dal fondo. Qui applausi per il difensore. Un'ottima coppia difensiva con Martino. Al momento non stanno concedendo praticamente nulla. L'unica occasione è arrivata tra i piedi di Candela che con il destro va cercato ed era anche riuscito effettivamente a rientrare calciando con il destro dalle parti di Lorello, ma con una conclusione che è finita in maniera docile tra le braccia del portiere. Intanto la controlla la Rosa che col sinistro allarga il gioco, poi la tocca Clemente, anzi no, si trattava di Lucchese, Clemente che invece è centralmente infatti sulla tre quarti, prova di girarsi Cernigliano, cross in mezzo di testa, poi arriva la torsione da Molinni. Dorello invece è molto tranquillo, lascia scorrere in out, dunque aveva già battezzato fuori e poi come sempre va a prendere il pallone praticamente ci sono un po' di foglie, insomma. Tutto ok, è ritornato Lorello, dunque sano e salvo anche. Vediamo se andrà lungo o basso, invece si parte sempre dal basso con Martino, c'è largo Tornambè, ma è pronto a uscire Molinni, va infatti lungo, cercare in gallina, l'anticipo perfetto di Folleri, poi la tocca 1-2 con Corsino, l'anticipo ancora una volta di Cernigliaro che fa una grande azione in questo caso. Folleri ne esce benissimo, poi di prima si appoggia all'Abate, spalla alla porta, si appoggia anche lui, poi Caronia in profondità al gancio con il petto di Aprile, poi con il tacco Corsino, fa una giocata molto complicata ma quasi stava per riuscire, poi si mette davanti Arcoleo, niente fallo, si continua. Cernigliaro cerca il traversone in mezzo, di testa Martino, poi torna Ambela, controlla, ha rischiato un po' l'Athletic. D'Amico, Conan di testa, non lascia nemmeno un momento per ragionare a D'Amico, che aveva messo giù un pallone non molto semplice, ma poi Conan con una velocità impressionante ha deciso di anticiparlo con questo preciso colpo di testa. Poi Aprile si gira bene, casca giù, guadagna anche un calcio di punizione. Qui anche dei metri interessanti, perché nonostante si tratti comunque di una posizione abbastanza distante, in realtà si può trovare un traversone che potrebbe causare qualche problema. L'abbiamo visto infatti come l'occasione più importante di questa partita è arrivata proprio sugli sviluppi di un calcio di punizione, dunque ci aspettiamo magari in tal senso da attenzionare questi calci piazzati. Va Aprile con i passetti, va morbido in mezzo a rientrare con la difesa che allontana, poi la Rosa vediamo se riesce a tenerla in campo, ci riesce, poi quasi si scontra contro il muro, ma tutto ok. Poi in gallina la controlla, viene fermato da Molinni, rimessa laterale per il Club Palermo, quindi ha sventato l'occasione della Parmoval in questo calcio di punizione, è battuto a rientrare dal piede di Aprile. Mi fa con le mani la Rosa, ottima rimessa laterale, cercare in gallina, viene anticipato, poi Aprile con la testa allunga, lo scontra a centrocampo, Cernigliaro lotta ma non riesce a fermarlo Arcoleo, allarga adesso sulla fascia destra, Caronia, sempre spazio, il gancio un po' difettoso ma riesce comunque a controllarla, Caronia si appoggia, poi si chiede un possesso di fuorigioco ma non è stato ravvisato da parte del direttore di gara. Cernigliaro si inserisce tra le regole, rientra, poi lotta alla già terminata in out, dunque rimessa dal fondo per l'Athletic Club Palermo con Lorello che andrà dunque
in rimessa dal fondo sicuramente si appoggerà dalle parti di Martino o di Fiore. Al momento l'abbiamo visto più volte effettuare questa giocata e infatti nemmeno questa volta si discosta e va subito ad appoggiarsi su Tornambè. Palla lunga. Cernigliaro prova a girarsi, lo fa bene, si appoggia su Marino, il capitano, tanta tranquillità. Conan. Invece l'impostazione della Parmonval sembrerebbe essere quella di un 3-5-2. Abbiamo detto ormai i moduli sono fatti quasi sempre per essere disegnati soltanto sulla lavagnetta da parte dei tecnici, ma possono dare anche qualche impostazione tattica, perché vediamo infatti Marino, Lorello, anzi Marino, chiedo scusa, Folleri e Conan agire come i tre centrali, con Conan che non è quindi il terzio sinistro ma fa il centrale di sinistra, il braccetto di sinistra, perché poi Caronia agisce come esterno destro, dall'altra parte invece c'è Candela, che infatti ora in fase di ripiegamento difensivo lo vedete quasi agire da terzino, ma in realtà è un esterno, perché l'azione chiaramente si stava giocando dall'altra parte, infatti adesso sta salendo tanto Candela con Conan che invece forse dovrebbe allargarsi un po' di più sulla fascia sinistra, che è stato chiamato dai propri dirigenti nel tentativo di garantire questa posizione. Cernigliaro, Marino, pensa forse a un lancio, poi ci ripensa, Folleri, D'Amico, Fiore, cerca il tocco, poi Aprile controlla molto bene, ennesimo sombrero della sua partita, poi la controlla, viene affrontato da Arcole, riesce comunque a passare, cerca il cross in mezzo, deviazione di La Rosa, dunque palla in rimessa laterale sempre zona offensiva con Aprile che va velocissimo da parte di Cernigliaro, la controlla, c'è la pressione di Arcoleo, riesce comunque a girarsi, Cernigliaro vuole uno spazio in un fazzoletto, lo ottiene però soprattutto una rimessa laterale, minuto 30 di gioco, sono passati infatti una mezz'ora dall'inizio di questa partita, risultato sempre di 0-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisimo, siamo sicuri che ci state seguendo fin dal primo minuto. Cernigliaro allunga per Caronia che cerca il traversone in mezzo, pallone che riesce anche a passare di testa alla sponda, Candela, poi conclusione perfetta da parte di Labate che poi esulta con il pubblico presente oggi al campo Lo Monaco, vantaggio della Parmonval. Segna quindi il numero 9 Labate che fa 1-0, la prima vera occasione da gol di questa partita. Ne avevamo già commentate alcune ma non così tanto diciamo dirette verso i pali dei portieri. Questa volta invece il tiro è arrivato anche con tanta potenza per la Parmonval, è arrivato infatti il gol di Labate che poi esulta con tutti i compagni dopo aver esultato con il pubblico presente. Dunque risultato di 1-0. Adesso Marino a caricare i suoi compagni, davvero capitano, e dire siamo ancora sullo 0-0, non bisogna pensare del gol realizzato. Adesso mister Cipolla dovrà sicuramente intervenire per aggiustare qualcosa in questo secondo tempo, il tentativo di attaccare forse un po' di più. Martino cerca il pallone lungo, ottima sponda di testa da parte di Clemente, questa non era una brutta idea, aveva tentato infatti una sponda era per Ingallina, intanto qui sbaglia Corsino che poi scivola anche Labate, Candela, adesso forse devono cercarsi un po' di più Clemente e Ingallina che al momento non hanno dialogato molto, intanto la controlla Lucchese che può rientrare, anche lui servito veramente pochissimo, rientra Lucchese, può cercare il traversone che arriva adesso, la sponda con Conan e poi calcia Ingallina, però bisogna rivedere questo intervento con la girata di D'Amico, anche Mattia Clemente da capitano a dire al direttore di gara come il suo compagno fosse stato toccato in maniera irregolare. Lo scontro sicuramente c'è stato con Conan che è rimasto a terra anche lui, però bisogna capire se effettivamente lo ha ostruito o se magari semplicemente D'Amico nel tentativo di calciare verso la porta al volo è stato poi si è scontrato con Conan, insomma. Però questa è già la prima occasione vera per l'Athletic Club Palermo che sta rispondendo allo svantaggio subito, portandosi subito in avanti e cercando un traversone in mezzo che effettivamente era anche riuscito a passare, dunque
un'occasione importante dopo lo svantaggio, una reazione c'è stata. Adesso vediamo se nel corso del secondo tempo e chiaramente per la fine del primo troveremo spiragli per questo tipo di occasioni. Tanto si sta cercando di rialzare Conan, ci auguriamo che sia tutto ok. Anche Clemente qui a caricare tutti i compagni. Ci crede il capitano. E quando è il capitano a crederci, veramente importante, perché chiaramente può anche un po' portare per mano, possiamo dire, tutti i propri compagni. Che il capitano ci si può sempre fidare. Nel frattempo sarà quindi calcio di punizione. Anzi no, non è calcio di punizione, semplicemente il gioco è stato interrotto da parte del direttore di gara con Minini che può andare lungo. Pallone alto, cercare l'Abate, di testa ala, tocca la Rosa. Poi ingallina anche lui di testa, si cerca e si chiede un fuorigioco, non è stato ravvisato dal direttore di gara, la Rosa, dopo il tocco di Corsino. Poi viene anticipato qui Clemente, riparte Cernigliaro, allarga il gioco. C'è spazio per Caronia, il suo tocco viene però fermato dal difensore, sarà dunque rimessa al laterale, l'ennesima da quella parte con la Parma che attacca veramente tantissimo sul lato di destra, si fida tanto di Caronia, però una delle occasioni più importanti, ricordiamo, è stata proprio quella di Candela, quindi giocando sulla sinistra, insomma gli esterni funzionano per la Parma. Lorello, Fiore, si appoggia da Martino, rischia un po', poi torna in B, ha lo spazio, il dribbling si lo concede anche su Molinni, poi Martino va a lungo, poi lotta in gallina, cerca il rilancio qui Arcoleo, non è favorito, poi anzi Corsino, chiedo scusa, tocca invece in maniera irregolare Candela, commette fallo, aveva anche saltato ma probabilmente un po' arrabbiato per essere scivolato. Sarà quindi calcio di punizione, sul punto di battuta vediamo Aprile, siamo praticamente a centrocampo, dunque qui possiamo anche un po' scartare l'ipotesi conclusione verso la porta. Ci immaginiamo probabilmente un rilancio offensivo, Aprile lo ha già fatto diverse volte, adesso sta chiamando anche la distanza probabilmente. Aprile cerca i compagni in mezzo, di testa poi la tocca l'Abate, lo tocca forse anche Martino e infatti sull'ultimo tocco, dunque calcio d'angolo per la Parmoval che ritorna e quindi cerca di schiacciare il TD Club Palermo in calcio d'angolo con una nuova azione possibile da gol. Vediamo chi andrà a battere, probabilmente Aprile, ma sembrerebbe essere all'interno dell'area di rigore, dunque forse anche qui scartiamo questa ipotesi. Che andrà Caronia sul calcio d'angolo, ci aspettiamo una conclusione a uscire nel tentativo di beccare le torri dentro l'area di rigore, è stato anche Marino, cross in mezzo, proprio a cercare il capitano, poi la tocca Cernigliaro per un istante, poi libera invece in gallina, cercare il controllo che non arriva con la pressione altissima di Lucchese. Non è gettato in avanti, cerca posizione di testa invece la Rosa, precisa con un colpo di testa, si lamenta, vuole forse un intervento irregolare da parte di Molinni che però non è stato ravvisato da parte del direttore di gara, dunque sarà rimessa con le mani con il solito Caronia. Palla lunga, di testa l'Abate, le prende praticamente tutte, ma questa volta non è stato fortunato nella sua sponda, dunque rimessa regalata alla TD Club Palermo, di testa la tocca a Folleri, poi Clemente cerca posizione, viene un po' spintato, poi Conan qui ha provato un intervento, sembrava maldestro, ma comunque non è riuscito a prendere né la palla né l'uomo. Pallone alto, l'Abate controlla, poi Molinni allarga dalle parti di Caronia che corre come sempre sulla fascia destra come un treno, ma questa volta non riesce a beccare il pallone, dunque rimessa al laterale, battuta rapidamente, buca Folleri, in gallina non arriva, poi Marino di testa in anticipo, mette giù e si gira, Molinni allarga Caronia, anzi no, Cernigliaro, c'è la sola posizione invece di
Caronia va sul destro, fa tutto solo, si appoggia, Caronia ancora, centralmente, la batte, prova a girarsi, spalla alla porta, non casca giù, poi il pallone allargato, cerca la conclusione Molini e la blocca invece Lorello, presa bassa, molto attenta del portiere, che non ha potuto veramente nulla sulla conclusione invece in precedenza di Labate, che al momento sta decidendo la partita, perché si fosse sintonizzato infatti in questo istante sui canali di Sportissimi, il risultato è quello che vedete nel nostro tabellino di 1-0 con il gol che al momento sta decidendo, è stato realizzato da Labate, intanto aggancio da urlo di Aprile, palla poi in rimessa laterale, minuto 38 di questa partita, va Candela, Cernigliaro in mezzo a due, magia del numero 8 che poi si appoggia dalle parti di Folleri. Molini per Cernigliaro che entra quasi dentro l'area di rigore, viene fermato da Fiore, riesce comunque a riconquistarla con l'esterno, si appoggia alla Abate. Cernigliaro le finte, cerca il tiro, smorzato, poi allontanato da Fiore. Poi Conan invece si accontenta di una rimessa. Matti, oh, Gabri, alla prossima cambialo. Sarà quindi rimessa laterale con Candela. Alla prossima, Aprile allarga, rischia tanto però perché Folleri riesce comunque ad arrivarci, ma per un soffio c'era la pressione di Lucchese che dal punto di vista di pressione, di ripiegamenti difensivi non sta giocando una brutta partita, forse un po' assente in fase offensiva, ma dai suoi piedi è arrivata forse l'unica vera occasione da gol con il pallone a cercare l'inserimento di D'Amico, lui che forse dovrebbe essere cercato anche un po' di più dei compagni. Intanto non arriva Clemente, Folleri esce molto bene, poi la Abate scivolata da dietro, tentata ma non riuscita, poi ancora una volta il tackle, questa volta di Fiore perfetto e può ripartire, poi Corsino, grande dribbling a centrocampo in mezzo a due, casca giù a sandwich, calcio di punizione. Cernigliaro sta prendendo un po' con se stesso, intanto Ingalina cerca la magia ed era anche riuscita per Clemente, ma non per il direttore di gara che infatti dice di non battere con il pallone in movimento, dunque si deve ribattere questo calcio di punizione, ma questa poteva essere un'occasione brillante per l'Athletic Club Palermo, perché Ingalina col sinistro era riuscito a trovare una traiettoria molto interessante per il compagno. Si trattava di Clemente che era scappato sull'out di sinistra e per poco infatti non stava ricevendo il pallone, poi il direttore di gara ha deciso di fermare il gioco. Si riparte quindi con Fiore che indietreggia ancora di qualche istante. Battuta lunga, di testa lontana Candela, poi la controlla l'Abate. Lucchese allarga molto bene il gioco dalle parti di Tornambè che può cercare un traversone in mezzo, la aggancia, Tornambè, cross dentro, Marino allontana, poi la tocca quel poco che basta per servire Cernigliaro. Candela di prima, molto bene per Molino, poi non si capiscono i due, Cernigliaro alza ancora il pallone, sempre Candela, la controlla, grande partita del numero 7, fa centrale, poi Aprile, cerca Molini, passo doble, rientra sul destro, poi Martino, perfetto qui, questo grande intervento, si appoggia centralmente, spara alla porta, invece D'Amico subisce fallo, intervento irregolare di Cernigliaro, dunque calcio di punizione con Tornambè che batte con Corsino che riceve adesso il pallone, ecco l'8. Martino, Fiore, adesso quasi una difesa 5 per la Parmonval che chiaramente in fase difensiva difende con Caronia e Candela che accorciano. Intanto Tornambè, buona qui la sua giocata, va centrale, Corsino di prima anche lui, 1-2 con Clemente. Corsino si autolancia sull'alto di destra, è più veloce contro Cernigliaro, l'ultimo tocco però è stato del numero 4, dunque rimessa laterale, zona offensiva per l'Athletic Club Palermo, minuto 42 di questa partita. Per chi si fosse sintonizzato in questo istante, il risultato di 1-0 decide al momento il gol firmato dall'Abate, una botta potentissima sotto la traversa. Tornambè, cerca i compagni in mezzo, testa in gallina, la tocca Clemente, prova a girarsi, non è fortunato ma deve iniziare forse a provare questo tipo di conclusioni il numero 10
che se c'è un giocatore che può tentare di pareggiare quantomeno la partita e cercare anche di rimontarla, sicuramente è lui, anche per la posizione che al momento sta assumendo in campo, specie di seconda punta, gioca molto vicino a Gallina. Abbiamo visto soltanto una volta probabilmente dialogare bene in questo inizio di partita con lo stesso Clemente, che infatti è andato in aria, in volo, con un colpo che stava servito proprio in Gallina, che però non era andato sulla sinistra, ma si era invece sovrapposto sulla destra. Dunque non si erano capiti bene, ma è stata forse l'unica volta in cui hanno cercato di dialogare bene. Mancano ancora, ricordiamo, 45 minuti e poi la fine del primo tempo. C'è ancora tutto il tempo della partita per migliorare questa intesa. Poi Cernigliaro prova con l'esterno, un tocco forse a rientrare che serve di compagno, ma non è andato a buon fine. Sarà dunque rimessa dal fondo con Lorello. Fiore che chiede ai compagni di muoversi, che non aveva probabilmente appoggi. La Rosa, sempre Fiore. Lorello poi sbaglia qui perché quasi regala il pallone a Cernigliaro, che aveva come sempre pressato tantissimo. A turno Cernigliaro ma anche Aprile vanno sempre a pressare molto alti, anche l'altro Cernigliaro con la maglia numero 8, sono due, ricordiamo, maglia numero 4 e maglia numero 8, pressano veramente altissimi, con in questo caso infatti Lorello che era riuscito anche a beccarlo sull'addome. Tanto forse Conan chiede il cambio perché non sembrerebbe essere al 100%, invece no, perché si è fermato Marino, e questa può essere sicuramente una notizia bruttissima per la Parmonval. Nel frattempo dovrebbe riscaldarsi Michael Doncor. Veloce Michael! Lo chiamano anche a gran voce, ci suggeriscono infatti questo cambio, noi veramente li ringraziamo, con Doncor che dovrebbe prendere il posto proprio di Marino, che è rimasto giù, ma non si è capito per quale motivo, se per un problema muscolare o se invece per qualcosa dal punto di vista articolare. Non ci siamo accorti in realtà di un contrasto pesante o comunque di uno scatto magari un po' al limite, ma il capitano è rimasto giù. Facciamo il cambio, raga! Minuto 45, arriverà infatti il cambio con Doncor che verrà inserito al posto proprio di Marino. Vediamo anche chi diventerà il capitano, con Conan che chiede infatti al... centrale va Follari! E quindi va Folari come centrale, dunque qui ci stanno suggerendo un po'. Quindi Folari centrale, Doncor invece giocherà come braccetto di destra, invece come braccetto di sinistra resterà invece Conan, che sta giocando una grande partita, forse magari con qualche errore di posizionamento ogni tanto, ma poi dal punto di vista dei contrasti, del tenere l'uomo sempre molto preciso, uno dei migliori al momento di questa formazione. In realtà bisognerebbe impegnarsi per trovare forse qualcuno che non stia giocando bene. Partita positiva, intanto è entrato in campo Doncor e dunque lui va a completare questo terzetto difensivo. Marino invece esce fuori, un grande peccato perché la partita perde, il proprio capitano perde soprattutto uno dei giocatori migliori di questa partita. Intanto è rientrato fascia capitano, invece è andata su Aprile che tocca il primo pallone da capitano, allarga per Candela, la tocca poi in anticipo e Conan invece lascia scorrere con saggezza. Dunque rimessa laterale, rimessa con le mani, minuto 46, ma siamo già oltre alla fine del primo tempo, ma si recupererà sicuramente qualche istante, anche se non ci sono state molte interruzioni di vita. Candela cercare l'inserimento, poi direttamente il tocco in anticipo di Tornambè. Candela, sempre Tornambè, centralmente mette giù, poi su Arcoleo che quasi scivola, viene anche pressato molto da Aprile che riesce quasi ad arrivare sul pallone, poi la Rosa direttamente da Lorello che va lungo in avanti, non vuole rischiare nulla, poi salta a vuoto Arcoleo, sterzata, Caronia si appoggia, ecco Aprile, cerca forse una sovrapposizione che non arriva dal compagno, va lui infatti su quella posizione, poi con il tacco Cernigliaro lotta con Aprile che poi non riesce
ad agganciare la sfera. Dunque minuto 47, si attende soltanto il fischio a parte dei direttori di gara, farà sicuramente recuperare qualcosa da più che in precedenza, ma al momento non sembrerebbe aver dato minuti di recupero. Poi palla in profondità per l'inserimento, poi Candela mette una pezza, alza però a Campanini, di testa Follari. Poi Martino insegue la sfera dopo il tocco di Corsino. Diverse volte i due centrali di centrocampo, Corsino e Arcoleo, sono scivolati in quella zona di campo. Dunque non è la prima volta, forse tacchetti non perfetti per i due giocatori che sono di un po' a vuoto alle volte. Intanto esce fuori in gallina, ma con questa azione termina anche il primo tempo. Parma in vantaggio dopo i primi 45 minuti con il gol che al momento decide, firmato da Rosario Labate. Noi ci salutiamo, ma soltanto per qualche istante, perché poi torneremo sempre qui sui canali di Sportissimi in esclusiva per il secondo tempo. A dopo! Caccia al tris in campionato contro un avversario di rango in una sfida tra matricole che tutto vogliono fare meno che soffrire in questo campionato. Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, anzi buonasera da Carini, da Francesco Cammuca per la sfida di campionato di Serie B, girone H, tra il Mistral Carini e il Marsala Futsal. Si può giocare con la palla giocata in avanti, con il controllo da parte di Gabriele Barcellona, poi la conclusione parata da Giglio, primo tentativo della gara. Poi cercata qui la corsa da parte di Patti, fermato, Muro, guarda la porta! L'assist vincente per Nino Cascino che sblocca il risultato, è 1-0 subito per il Mistral Carini. La Rosa. Marsala che ha subito mandato nella mischia il suo straniero, mentre intanto Muro, conclusione che attraversa tutto lo specchio della porta. Già sbloccata la partita dalla rete di Cascino, opportunista sul secondo palo. Qui Barcellona riesce a passare, ancora Barcellona fermato, Patti, la respinta di Giglio sempre molto presente, Tendero, conclusione ancora, Pepe Giglio a dire di no, Muro. Serie di finte su Tendero, poi la palla da Cascino che prova in qualche modo a tenerla, la tiene, gran giocata di Cascino, poi la Rosa, in spaccato il portiere, ma non può nulla su Muro che fa 2-0 qui, bravissimo Cascino a costruire, bravo però l'estremo difensore marsalese a respingere, sui piedi però di Salvo Muro, 2-0. Barcellona che vanta il titolo vinto l'anno scorso, mentre intanto Giglio vola su Tendero, nuovamente la Rosa, prova a passare la Rosa, serie di finte, evita Pierro, ancora la Rosa passa, tocco per Muro, la respinta, poi non riesce il tap-in a Dopico. La Rosa cerca sempre di abbreviare i tempi della giocata, Filippo Giangrande, qui la Rosa con la gran giocata dentro Muro, stoppato, si scontrano in tre, chiuso poi Foderà, Giangrande, la palla per la Rosa, servizio dentro, Muro, alle stelle Muro, Pierro, Tendero col velo che non viene raccolto dai compagni, Palazzotto fermato, arriva Pierro a chiudere, poi c'è spazio per l'avanzata di Foderà, Tendero con la conclusione respinta da Giglio, serie di finte. Cascino prova a passare, la fa scorrere, la paratona di Taormina, De Bartoli, Patti, De Bartoli con lo scambio che non si chiude, poi la palla rimane lì, conclusione, e palla che si perde fuori con Patti che non riesce a concretizzare. Muro accelera su De Bartoli che allunga i tentacoli, poi Palazzotto per Muro, la sterzata, Muro fermato, arriva Palazzotto, c'è il fischio e dovrebbe essere calcio di rigore dalla mezzaluna e poi il fischio. Dopico contro Taormina, Dopico la tocca Taormina ma non la può, è il gol del 3-0 per il Mistral Carini. Blocco di Patti su Gianbanco, poi Barcellona per Patti,
Tendero prova a scartare su Palazzotto, gran conclusione, grande parata di Giglio. 13 secondi, Patti attende l'arrivo di Tendero, lo chiude Palazzotto, poi si gira e calcia ancora Pepe Giglio. Patti, pallone per Barcellona che prova a muoversi, ancora Barcellona, chiuso, calcia sull'esterno della rete Gabriele Barcellona. Dunque si allarga, intanto Giambanco fermato, ancora Giambanco, l'uscita di Taormina e poi la palla che va fuori. Cascino, le finte, Cascino chiuso da Pierro, Dopico, punta Pierro, Dopico, sinistro, deviato! E la deviazione da parte di De Bartoli, decisiva ai fini di quello che è il gol con cui il Mistral Carini si porta sul 4-0. Manca ancora tanto, 13 minuti 19 secondi. Cascino, sinistro! Sopra la traversa Nino Cascino, lo stava per rifare brutto. Poi Palazzotto, scontro con Barcellona, si gioca, Giangrande dall'altra parte, 2 contro 1, Giangrande, palla per De Pico, la respinta di Taormina. Giglio, lungo su Dopico, c'è lisce di Patti, Dopico dentro! E la rete del 5-0 del Mistral Carini, la firma Palazzotto. Qui l'errore di Patti fondamentale, bravo a farsi trovare pronto Mike Palazzotto, e time out chiesto da coach Giacalone. Palla in avanti intercettata, poi alla meglio il Mistral, Muro se l'allunga troppo, alla meglio allora dall'altra parte il Marsala, 4 contro 2, conclusione deviata, palla in angolo sul tentativo di Patti. Pierro, Patti, ancora Pierro, Tendero, non collassa la difesa, poi Barcellona, tiro deviato, arriva Foderà, pallone che rimane lì e alla fine Barcellona con deviazione trova la prima rete in questa partita nel Marsala che si porta sul 5-1. Tendero, Pierro, ancora Jesus Tendero, dall'altra parte Barcellona, la sensazione del gol, Foderà, palla alta, se lo divora qui Foderà. Patti, Tendero, palla dentro, in qualche modo Giglio, poi Patti la controlla, calcia e la palla passa in qualche modo ed è buona per Alessandro Patti, accorcia ulteriormente le distanze del Marsala sul 5-2. Qui la pressione di Muro con la porta vuota, Muro, palla dentro, Cascino, 6-2, qui un'ingenuità del Marsala regala a Nino Cascino il gol. Di nuovo 4 lunghezze, Cascino la recupera, ancora Cascino, solata su Pizzo, gran giocata, Cascino, non ci sono più parole per lui, l'ha segnato a porta vuota per carità, ma lo scippo e la solata di Nino Cascino valgono qualora ci fosse il prezzo del biglietto. La rincorsa da parte di Muro che guarda la porta, non perfetto Taormina, 8 è il numero di Muro, 8 anche i gol del Mistral Carini che vola sull'ottovolante, 8-2. Ancora Tendero, lungolinea, Barcellona la difende contro Giangrande, ennesimo duello tra i due, palla per Tendero, Giglio che poi calcia via il pallone, che bravo Giglio anche oggi. Patti, l'intervento di Palazzotto, grande giocata ancora, Muro, guarda la porta, ancora Muro, e sono 9 per il Mistral che allunga ancora con l'ennesima grande giocata di Muro. La rincorsa di Muro molto lunga, fischia l'arbitro, Muro! Un bacino al palo e palla dentro ancora, un pazzesco salvo Muro. Sterza, lo ferma Palazzotto,
poi Megna per Gianbanco, la sterzata, Gianbanco ancora, Gianbanco calcia, respinto, ma finisce qui. Il mister Alcarini vince, anzi stravince contro il Marsala Futsal, finisce 10-2. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa sfida, valeva per la terza giornata del campionato di Juniores Under 19 tra Parmonval e Athletic Club Palermo, risultato di 1-0. Vi mostriamo come sempre il nostro tabellino, poi ricordiamo come in ogni nostra diretta che il cronometro inizierà a spunterà quindi nel momento in cui il titolo di gara fischierà l'inizio della seconda frazione. Il titolo di gara che è arrivato proprio in questo momento, lo vediamo infatti andare a controllare come di consueto, come ormai sappiamo le regole del mondo del calcio a 5 e del calcio a 11, chiaramente sta infatti controllando le reti se è tutto ok per poi fare ricominciare nuovamente questa partita. Ricordiamo invece il gol dell'1-0 firmato da L'Abate, una conclusione perfetta sotto la traversa, potuto veramente ben poco qui Lorello, forse da segnalare magari la difesa forse un po' troppo lontana dall'attaccante, ma chiaramente poi i meriti vanno dati al numero 9 che è stato bravissimo a spedire la palla in rete con tanta potenza. Il telegare che invece sta andando a controllare anche l'altra rete. Nel frattempo ricordiamo come ci sia stato già un cambio, ma si trattava del primo tempo, con l'uscita dal campo di Capitan Marino per la Parmonval, con l'ingresso invece di Doncor che si vede al momento si sta schierando, sembrerebbe quasi una difesa a 4, la facciamo anche vedere, ma poi abbiamo notato come effettivamente non sia propriamente un 4-4-2 come sembrerebbe invece in questo momento, ma piuttosto un 3-5-2 con Caronia e Candela che salgono veramente tantissimo, nonostante Candela in realtà in questo momento sembri quasi giocare come attaccante, come spalla di L'Abate. Nel frattempo invece il Tegara ha terminato i suoi controlli, non ci sono cambi né da una parte né dall'altra, l'unico che ricordiamo appunto Doncor, ma è venuto nel primo tempo. Adesso anche Cernigliaro è entrato in campo, dunque nessun cambio né da una parte né dall'altra, con l'Athletic Club Palermo che è chiamato a una risposta, è chiamato a ritornare in partita, che al momento non sta sorridendo alla formazione ospite che oggi perde con il risultato di 1-0 contro la Parmonval. Adesso sentite soltanto il fischio da parte del direttore di gara, con le squadre che sono già schierate in campo. Adesso sta infatti prendendo il fischietto, lo mette in bocca e adesso arriva anche il fischio con l'inizio di questo secondo tempo della sfida tra Parmonval e Athletic Club Palermo. Risultato quindi di 1-0. Il gol di L'Abate, inizia anche il secondo tempo, dunque con il primo pallone gettato in avanti da parte di Clemente che trova la testa. Anzi, c'è stato un cambio, dunque sembrava di no, ma c'è stato un cambio con Lorenzo Spallino che ha preso il posto. Adesso cercheremo di dirvi al posto di chi. Dovrebbe essere al posto di Molinni, che non lo vediamo effettivamente. Ecco il motivo per il quale effettivamente Candela sembrava giocare quasi da spalla a L'Abate, proprio perché ha preso il suo posto. Dunque Molinni lascia il terreno di gioco al compagno Spallino. Sarà dunque calcio di punizione invece per Athletic Club Palermo, che potrebbe trovare una soluzione piuttosto interessante. Vediamo chi andrà, perché sembrerebbe essere il capitano Clemente a volersi incaricare di questa battuta. Fascia da capitano al braccio e anche tanta voglia di ribaltare le sorti della partita. Lui che non ha brillato in realtà in questi primi 45 minuti, ma l'occasione più importante è arrivata probabilmente su un suo calcio di punizione. Non aveva cercato in quel caso la porta, aveva tentato un traversone in mezzo, ma questa volta sicuramente la distanza sembrerebbe essere quella di una persona che voglia calciare da lì. Poi è da segnalare anche il possibile rigore per l'Athletic Club Palermo, il fallo di Conan su D'Amico, ma bisogna sempre utilizzare il condizionale perché bisogna riguardare le immagini per capire se effettivamente fosse stato irregolare il tocco o meno. Nel frattempo calcio di punizioni, va Clemente, conta i passi, cerca il tiro, viene bloccato direttamente dal portiere, con Raffaele Minini che guadagna anche qualche secondo. Si appoggia da Conan, c'è il largo Spallino, non lo serve, lui vuole avanzare. Cosiso cerca il compagno, non lo trova, poi lotta Candela da terra addirittura. Torna bene.
poi ingallina, viene fermato da Follari, poi lo scontro con Arcoleo che fa una buona chiusura. La Rosa, Corsino di prima, gioca bene sull'Athletic, viene fermato dall'Abate che fa un buon lavoro in fase di ripiegamento, non soltanto in fase di conclusione lì davanti. Poi la Rosa commette fallo ma non per diritto di gara, poi Doncor non vede più il pallone, si inserisce Cernigliaro che può alzare la testa, lo fa ma non riesce a servire il compagno, con Caronia che era riuscito ad alzarsi su quella fascia, anzi no, con Cernigliaro, chiedo scusa, Clemente cerca il tocco per servire in gallina, non è stato fortunato per il numero 10 che ha chiesto forse un po' troppo, uno scatto un po' difficile al suo compagno. Conan allontana, Follari centralmente, Candela prova la giocata in mezzo a due, non riesce ma trova comunque ancora il possesso perché rimessa laterale per calcio di punizione, chiaramente, piccolo lapsus, calcio di punizione per la Parmonval con Conan sul punto di battuta. Andrà infatti il numero 6 probabilmente lungo verso i compagni più offensivi, rilancio offensivo ma c'è qualche problema, si deve ribattere per Conan. Arriva adesso il fischio, Conan va ancora più lungo, poi di testa Candela, poi si agganciano qui Fiore e l'Abate, rischiando un po' in realtà, poi palla direttamente in out, dunque rimessa laterale con Caronia che va con le mani, cerca e ottiene l'Abate che poi viene anticipato da Corsino che fa una buonissima chiusura, casca anche giù, calcio di punizione. Lucchese non è d'accordissimo perché voleva continuare, aveva effettivamente messo giù un pallone difficile, voleva portarsi probabilmente tra le zone più interessanti del campo, non è stato così invece per il dietro di gara. Intanto l'Abate non concede la distanza, Fiore, Cernigliaro trova l'Abate ancora una volta con il tacco, libera bene Aprile, ennesima giocata a fine del numero 10, poi cerca di allargare su Spallino, lotta due volte Arcoleo, riesce comunque a passare con Martino che con il fisico e con un pizzico di astuzia riesce a mettere in difficoltà il suo avversario. Martino, Conan, Aprile può allargare, lo fa benissimo su Cernigliaro, si attende il movimento dei compagni, arriva invece come un treno come sempre Canonia, uno dei migliori di questa partita, centralmente sbaglia il tocco, capisce tutto invece Corsino, poi sbaglia invece dalle parti di Lucchese, si ritorna dunque con il possesso per la Parmonval che poi prova a girarsi con l'Abate, fa un grande lavoro su Fiore che poi cerca il taglio per Candela, palla direttamente tra le braccia di Lorello che blocca e poi si appoggia da Martino, poi a terra d'amico, si sente anche l'urlo di dolore da parte del numero 7, fallo di Spallino che viene richiamato in maniera ufficiale a direttore di gara, dice alla prossima probabilmente ti ammonisco. Ma Martino sul punto di battuta, ci avvicina a lui Fiore ma va direttamente in avanti, testa Aprile la tocca, poi Follari prova a metterla giù e riesce, poi ottimo qui in fase di raddoppio anche con l'aiuto tentato d'Arcoleo con Super Corsino, poi scivola a terra, Clemente alza la palla geniale per Ingallina che può cercare la porta e questa non era una brutta occasione, grande palla di Clemente che infatti applaude il compagno, aveva visto il movimento alle spalle della difesa, questa forse è la prima vera volta che i due si trovano, dunque ne parlavamo anche nel primo tempo, come questa intesa forse non fosse brillantissima quest'oggi, ma adesso si sono intesi veramente molto bene con Ingallina che aveva cercato un taglio alle spalle dei difensori, aveva anche ottenuto, poi con il sinistro non è stato preciso a cercare la porta, ma prima azione da gol per l'Atletic del Palermo in questo secondo tempo. Sarà rimessa con le mani con Tornambè che guadagna anche qualche metro.
Ingallina prova a girarsi contro Conan, non riesce, poi allontana Spallino. Aprile, Conan allontana, mette giù il pallone, la abbatte, grande il suo lavoro ancora una volta, si appoggia. Caronia la abbatte con il tacco, prova a fare una magia, riesce, perché serve anche Caronia, che adesso può puntare l'uomo in mezzo a due. Caronia, grande giocata centralmente, Caronia salta tutti, ma non Martino, fa un grande lavoro. Poi Lucches viene fermato da Doncor, poi raddoppiato anche da Cernigliaro, adesso è dato nella morsa della Parmonval. Cernigliaro, palla geniale ancora una volta per Candela con Fiore, che qui rischia veramente tanto perché aveva quasi agganciato il suo avversario, ma poi l'ha lasciato praticamente subito. E qui infatti il calcio di rigore non è stato dato, ma ha rischiato veramente tanto Fiore, che però con un pizzico di astuzia ha salvato veramente un gol, perché da quella distanza Candela probabilmente non avrebbe mai sbagliato. Intanto rimane a terra Martino dopo essersi autolanciato, ma il gioco viene interrotto per appunto consentire a entrambe le squadre di soccorrere i propri giocatori. Si tratta di Spallino e di Martino, rispettivamente di Parmoval e Athletic Club Palermo. Nel frattempo ci sono anche 4 giocatori che si riscaldano, diventano 5 invece per l'Athletic. Vediamo se effettivamente entreranno in campo o se invece resteranno a riscaldarsi. Probabilmente è la prima opzione, anche nel tentativo di dare nuova linfa a mister Cipolla, che deve cercare forse anche dalla panchina di ottenere quel qualcosa in più, quella giocata che forse sta mancando in questi primi 54 di gioco. Gioco fermo anche per consentire comunque, oltre che il riprendersi dei giocatori fermi dopo il contrasto, anche per dissetarsi un attimo. Vediamo infatti Conan, ma anche Minini. Il problema è che lui è da davanti, Si riparte dunque con una rimessa laterale, ma dobbiamo capire adesso per chi, perché poi la palla è stata gettata fuori, ma l'Athletic infatti forse dovrebbe restituirla alla Parmonval. Vediamo, perché tanto Martino è abbastanza claudicante. Viene restituito il pallone con Clemente che lo dà direttamente alla formazione di casa. Dunque applausi anche da parte degli avversari per il gesto. Intanto Doncor centralmente, Cernigliaro vede le spalle, il taglio di Caronia, chiude tutto però in anticipo Fiore, partita precisa da parte del numero 6, La Rosa. Doncor e prova, ha dovuto lanciarsi Cernigliaro, casca giù con Corsino, fallo però del numero 4. Dunque grande lavoro di Corsino, che oggi sta veramente giocando una grande partita, soprattutto nel secondo tempo. Ingallina, scontro con Cernigliaro, calcio di punizione, sembra forse un più spalla contro spalla, ma forse c'è stato anche un contatto tra le gambe. Dunque calcio di punizione con Cernigliaro che non vuole dare il pallone. Ovviamente invece va subito con forza a prenderselo, ma lo lascia lì perché questa volta andrà D'Amico sul punto di battuta. Manuel D'Amico, maglia numero 7 per lui. Batterà questo calcio di punizione dunque non Clemente, che invece ha battuto i primi 2 di questa partita. Adesso il pallone è sul sinistro di D'Amico, una traversone a uscire per il numero 7. Vediamo se troverà le torri. Salita infatti Martino che si è decisamente ripreso. C'è anche Ingallina che cerca invece di trovare la posizione giusta. Anche Clemente che invece cammina tantissimo per voler disorientare Doncor, che sembrerebbe essere il suo marcatore. Intanto D'Amico cerca proprio il compagno, poi Doncor la alza di testa, poi cercato Tornambè, palla che rimane lì. Clemente riesce a calciare, ma forse scalcia il suo avversario chiaramente in maniera fortuita. Dunque calcio di punizione per la Parmonval, che quindi può rifiatare dopo l'azione dell'Athletic, che si è portata in avanti conquistando anche questo calcio di punizione, che però non si è concretizzato. Dunque si rialza Clemente e batticipe anche con Cernigliaro. Adesso si sono ripresi i due. Andrà Minini, battuta lunga, cercare l'Abate che
sempre fa un grandissimo lavoro con il fisico, tiene lontano il difensore, ma questa volta non trova la sponda. Poi la Rosa, controllo volante di Clemente, 2 volte, tutto regolare. Cernigliaro, poi Clemente qui fa un grande lavoro, poi cerca la roulette, riesce anche a passare, fa valere il fisico, ma tutto buono per il direttore di gara. Poi Lucchese, scivolata di Caronia, la bate col sinistro magia ancora una volta da parte del numero 9. Poi il taglio di Cernigliaro per cercare Caronia, che è più veloce di Fiore, lo può puntare sulla velocità, intende dare il rigore ancora una volta, poi casca giù, ma tutto buono, tutto regolare per il direttore di gara. Si è allungato la palla Caronia e poi l'uscita perfetta di Lorello. Lucchese, adesso la partita sembrerebbe essersi incattivita. Arriva anche il cartellino giallo per Candela, che probabilmente si sarà lamentato in maniera vistosa con il direttore di gara, probabilmente voleva il calcio di rigore che non è stato ravvisato. Sarà rimessa a trave con la Rosa sul punto di battuta, andrà lui con le mani. È dietro, signore! Va la Rosa. Di testa a Fiore. Poi Conan cerca l'anticipo su D'Amico, che viene anche un po' trattenuto, non per il direttore di gara, dunque si continua. Poi rischia tanto Follari, che subisce anche un intervento irregolare. Poi cadendo forse potrebbe avere sbattuto il viso. Infatti sono subito lì a sincerarsi delle condizioni da parte del giocatore in maglia numero 3, Roberto Follari. Anche per lui una partita molto precisa, con grande posizionamento. Palla lunga, cercare lo stop di Candela. Adesso partita un po' più ruvida. Calcio di punizione. Andrà a lungo Aprile, cercare sempre l'Abate, poi con il colpo di testa la Rosa. Inserimento di testa di Cernigliaro, poi D'Amico mette giù molto bene, cerca con il sinistro i compagni, trova soltanto Tornambè. Poi con il tacco in gallina, buona quella sua giocata, D'Amico la controlla per qualche istante, poi va giù, calcio di punizione, fallo dunque per l'Athletic Club Palermo, che può ripartire con questo calcio piazzato, potrebbe trovare una delle occasioni più importanti. Il gioco al momento sembrerebbe essere abbastanza spezzettato, con tante interruzioni sia da una parte che dall'altra. Si cerca tanto il contrasto, che sicuramente non fa bene allo spettacolo, ma forse per portare a casa il risultato sì, chiaramente di stampo Parma, ma al momento, visto che la gara è ferma sull'1-0. Sarà calcio di punizione, va D'Amico in mezzo, allontana con la testa, poi Aprile con una volée. Candela la controlla molto bene, cerca di anticiparlo ma non riesce. Poi la Rosa 2 volte sbaglia il secondo tocco, poi si complica tanto la vita, infatti sbaglia un 2 contro 1 con l'Abate che cerca Candela, guarda la porta, Candela può calciare con l'esterno, prende malissimo però la palla, questa volta Candela. Un errore da parte di Corsino, che qui aveva tentato di velocizzare, non era nemmeno una brutta idea da parte del numero 8, però questa volta con l'esterno non è stato preciso nel servire il compagno. Forse arriva anche un cambio, vediamo a posto di chi entrerà e poi a posto anche di chi, perché sembrerebbe uscire Lucchese, anzi no, lascia il campo Mattia Clemente, che lascia la fascia da capitano a Ingallina. Adesso vediamo anche chi è entrato. Con il numero 15 dovrebbe essere Pietro Viola, se non abbiamo visto male. Adesso vedremo anche la conferma. Intanto pallone subito a cercare Ingallina, che cerca il colpo di testa, non lo trova. Trova invece la sponda da parte di Caruso, dunque non
non viola. Caruso, il suo secondo pallone toccato, cerca il traversone in mezzo. Doncor rischia veramente tanto perché è andato un po' sull'uomo, un po' sul pallone. Si è rialzato però immediatamente Andrea Caruso. Ok. Visto che succede? Sarà dunque rimessa dal fondo con la battuta lunga. Non si parte dal basso, dunque si cerca direttamente Candela, la mette giù, poi scontro con Cernigliaro, poi direttamente Caronia, qui rischia tanto, siamo anche in difficoltà il proprio portiere, rilancio in avanti, Aprile con l'esterno, la tocca, la allunga anche, la batte, decisamente uno dei migliori in campo in questa partita, non sta soltanto decidendo il match ma sta giocando una grandissima sfida, poi si autolancia Aprile, viene fermato molto bene, poi perde anche il contatto con la sfera Arcoleo. Cernigliaro può allargare, lo fa adesso nelle parti di Caronia che può puntare la rosa. Caronia lo sfida, va sul destro, cerca il traversone in mezzo, non era nemmeno una brutta idea da parte del numero 2. Sarà quindi rimessa laterale dopo che il pallone ha attraversato tutta l'area di rigore. Tornambè, rilancio lungo, cercare la testa, trova invece quella di Conan. Cernigliaro mette giù la sfera, si appoggia, ecco Aprile che allarga nelle parti di Caronia che saggiamente si appoggia da Doncor, le finte, Doncor in mezzo a due. Caronia, rilancio in avanti, un po' rischioso, palla velenosa con Lorello che prende e blocca la sfera dopo anche la guardia di Martino, stato preciso qui. Tornambè, il tocco da parte di Cernigliaro, poi Aprile si dimentica il pallone, ancora una volta il dribbling contro Corsino che lo insegue, qui non molla un attimo, poi fiore scivolata, Caronia, l'anticipo di Lucchese, poi cerca il contatto, cerca anche di non buttarla fuori, lo fa adesso, rimessa laterale, però ci sono forse crampi con l'Abate che infatti aiuta il proprio avversario. Si tratta di Fiore che è rimasto giù con i crampi, minuto 64 di gioco, per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisi. Nel frattempo Telegara chiede l'intervento da parte dello staff medico perché Fiore potrebbe non essere in condizione di continuare il gioco, potrebbe essere una grossa perdita. Sta giocando comunque una buona partita insieme al collega di reparto Martino, poche occasioni concesse, due forse le più importanti, una ha scaturito infatti il gol, la seconda invece il contropiede con l'occasionissima capitata tra i piedi di Candela. In realtà potremmo anche indicarne una terza con lo stesso Candela che infatti era entrato all'interno dell'area di rigore, ma in quel caso è stato poi fermato dall'uscita da parte di Lorello. Si chiedeva anche un calcio di rigore, ma tutto regolare. Adesso si è rialzato invece il numero 6. Si andrà con una rimessa laterale. È rimessa per la Parmonval che però restituirà il possesso ai propri avversari con l'Abate che va direttamente in rimessa dal fondo. La Rosa infatti va subito a prendere il pallone, lo dà a Lorello che andrà probabilmente su Martino. Intanto Fiore si è decisamente ripreso, ha preso il posto nuovamente a fianco di Martino. Intanto Tornambè, pallone lungo, cercare l'aggancio al volo da parte di Caruso che fa una grande giocata. Caruso ancora con un ripallo, Caruso, poi il ripallo sempre quasi per favorirlo, poi Doncor con l'esterno, ma qui occasionissima per l'Atletic. Vedremo di riportarsi in parità con Caruso che si è autolanciato praticamente da solo, con saltando prima Conan e poi il portiere, ma poi Doncor è arrivato a mettere tutti d'accordo. Probabilmente con l'essere un po' più d'accordo sono sicuramente i giocatori della Parmonval, perché ha gettato la sfera in out con tutta la potenza in corpo e dunque si salva la Parmonval che qui ha forse rischiato per la prima volta di vedere il risultato tornare con la casella di 1-1.
frattempo poi ha commesso fallo lo stesso Caruso su Conan, dunque calcio di punizione sul punto di battuta il portiere Raffaele Minini. Follari, in questo caso tu devi tagliare, ok? Folla! Andrà probabilmente lungo, minuto 67 di gioco. Sfida tra Parmonval e Athletic Club Palermo, ferma sull'1-0. C'è stato anche un cambio nel frattempo, perché è entrato, adesso diciamo il nome, con la maglia numero 17 Salvatore Di Giovanni. Ha preso il posto di Lucchese, dunque finisce dopo 67 minuti la partita del numero 11. Ha fatto tanto in fase di ripiegamento, anche aiutando la rosa sulla fascia sinistra, ma forse qualcosina in più in attacco avrebbe potuto fare, anche soprattutto per le qualità del giocatore. Tanto palla alta, Tornambe gira bene su Candela, poi cerca il pallone in profondità con Caruso, ma qui Conan è in anticipo e infatti scorta il pallone direttamente in out, lascia lì a Spallino che andrà con una rimessa con le mani, dunque minuto 68 di gioco. Tutta con le mani. In gallina. Ecco l'entrato di Giovanni che subito porta la palla sull'esterno. La rosa, traversone in mezzo, blocca invece Minini direttamente. Questo è il primo cross che arriva da parte del terzino. La rosa, ma è stato però precisissimo in questo caso, infatti il portiere ha bloccato senza troppi problemi. Palla intanto lunga a cercare il rimbalzo lì davanti con il colpo di testa in anticipo di Tornambè direttamente tra le braccia di Lorello. La rosa sbaglia il tocco, Aprile di prima, la batte ancora una volta Aprile con l'esterno, capisce tutta la rosa che mette una pezza, adesso Fiore va lungo in avanti a cercare in gallina, Conan non lo vuole fare girare, ci riesce, anzi Caruso, non in gallina, chiedo scusa. Tornambe col mancino, serve Martino, Arcoleo, Tornambe sbaglia ancora il tocco, poi l'anticipo di Corsino che sta giocando una buonissima partita, sicuramente uno dei migliori della sua squadra, poi perde il pallone, Cernigliano si autolancia, scarica sull'Abate che guarda la porta, va sul sinistro, scontro con Martino tutto regolare, poi Candela allarga il gioco, la tocca Cernigliano, Caronia non si alza l'Abate, Caronia vuole il dribbling, ottiene infatti la fascia, salta la rosa ancora una volta, Caronia casca giù, ma tutto regolare ancora una volta per il direttore di gara. È la seconda volta che Caronia trova lo spiraglio giusto su quella fascia, inserendosi praticamente lì dove sembrerebbe non esserci lo spazio. Nel frattempo ancora un crampo per Fiore che viene aiutato ancora una volta dal suo avversario, ma forse è pronto anche un cambio, perché effettivamente mister Cipolla sta adoperando il terzo cambio della sua partita e potrebbe lasciare proprio Fiore, vediamo, perché sta per entrare Alessio Lanza, dunque vediamo se effettivamente lascerà il campo, perché Lanza va a prendersi proprio quella posizione e quindi il cambio dovrebbe essere proprio per Fiore, dunque confermiamo fuori Fiore, dentro Lanza, cambio in difesa forzato però per mister Cipolla, nulla di grave, chiaramente soltanto crampi, però c'ha i secondi nel giro di 5 minuti, dunque il cambio è stato quasi inevitabile. Intanto Tornambe cerca il colpista dei compagni, non trova nessuno, trova invece Conan, poi Cernigliaro, Aprile centralmente, la Abate si gira molto bene, poi allarga sulla fascia sinistra, cross in mezzo di Cernigliaro per cercare Aprile, la blocca invece Lorello e qui Fiore, vedete, anche dietro la porta fare il giro lungo, abbastanza claudicante, ma tutto ok per il difensore. Prova a girarsi intanto D'Amico, casca giù, calcio di punizione, forse uno dei migliori anche qui per l'Athletic, Manuel D'Amico. Su di lui c'è stato anche un calcio di rigore possibile, scontro con Conan. Intanto Caruso la controlla per un istante, poi Conan difende la palla, la trova ancora Caruso che sta lottando veramente
con gli artigli. Questa potrebbe essere sicuramente una piacevole scoperta. Chiaramente scoperta si fa per dire, per il tecnico che chiaramente conosce tutti i suoi ragazzi, conosce tutto il potenziale, però anche per concedere forse la prossima partita qualche minuto in più a questo ragazzo che è stato veramente molto bene in campo. È andato cross in mezzo, di testa a Folleri, poi colpo col sinistro tentato, cerca di incrociare ma non riesce, cross ancora in mezzo, colpo di testa, palla che attraversa tutta la di rigore, poi lontana Caronia da Candela che si aggancia con Lanza, poi il contrasto di La Rosa che riesce poi scivolata ad avere la meglio anche sulla Bade. Adesso il gioco si fa sempre più duro, poi la velocità di D'Amico non riesce però a trovare il pallone. In precedenza Di Giovanni aveva provato con questo sinistro al volo di trovare la porta con un super gol da fuori, ma senza però riuscirci. Al tempo Fiore ancora un po' di crampi. Vai giù con le mani, non con i piedi, con le mani. Sarà quindi rimessa laterale, sembrerebbe infatti essere divisa 5 ormai per la Parma, che vuole difendere con gli artigli questo risultato che potrebbe essere il terzo consecutivo di vittoria. Intanto Lanza, La Rosa, Adesso sì, adesso. sbaglia il tocco, Corsino allarga molto bene, D'Amico cerca la sola posizione nella parte di Tornambè, non lo serve, D'Amico vuole zitto, cerca addirittura la porta e non esce di molto la sua conclusione, forse con poca potenza, ma fa bene D'Amico a provarci. Poi in gallina da capitano vero, lui che ha preso la fascia dopo l'uscita di Clemente, va a prendere il pallone direttamente anche per fare velocizzare il portiere. Tanto arriva il nuovo cambio, esce D'Amico dell'ultimo tiro, dentro invece Ismaele Anania che con la 16 fa il suo ingresso, forse si sposta però, vediamo Di Giovanni a destra e probabilmente Anania sulla sinistra, vediamo perché Di Giovanni effettivamente ha cambiato fascia e infatti Anania ci conferma questa intuizione, dunque va sull'out di sinistra il giovane con la maglia numero 16. Follari crea l'Abate, poi Lanza 2 volte con il tacco la riesce a tenere Anania, il primo pallone toccato è sicuramente abbastanza nobile, poi nuovamente ci riprova, questa volta è un po' più sfortunato, Aprile, poi scivolata di Ingallena, qui rischia tanto ed è anche cartellino giallo per il numero 9. Quando lui è la palla, non è logico che devo scappare. Poi sguardi con Aprile, ha cercato di riconquistare il pallone ma sembrava abbastanza lontano dalla sfera, dunque secondo, anzi cartellino giallo, secondo del secondo tempo chiaramente per l'Athletic, che dunque al minuto 75 sta ancora sul risultato di 1-0 per la Parma. Va a decidere il gol sempre di L'Abate con una grande conclusione sotto la traversa. Candela intanto può allargare, ci pensa un attimo, le finte, poi cerca il tocco sul compagno, in questo caso L'Abate va provato con il sinistro, questa conclusione abbastanza esterna però con Lorello che non ha nessun problema. Sono 4 cambi al momento di mister Cipolla. Lanza, Lorello, pressione di L'Abate centralmente, La Rosa, Caruso alza la sfera, Caronia di testa, poi Conan mette ancora una volta palla direttamente in out, quasi verso la nostra postazione. Sicuramente non ha badato allo stile, ma è stato sicuramente efficace in questo caso Conan. Sarà dunque rimessa a terra con La Rosa, che va a lungo con le mani di testa, qua svettato in questo caso Follari, poi cerca il tocco Corsino, non trova però nessun compagno, trova invece Martino che si appoggia direttamente nei parti del portiere. Minuto 76 di gioco, ancora c'è veramente tanto da giocare. Lorello la tocca, riesce a passare la sfera, Doncor è un po' in difficoltà, viene spinto da Ingallena che infatti aveva provato ad avere la meglio sul fisico ma
stato un po' troppo vistoso in questa spinta. Sarà quindi calcio di punizione. Sul punto di battuta vediamo il portiere Minini che va a lungo, cercare Candela di testa, stacca Tornambè. Poi il rilancio perfetto da parte di Aprile che vuole cercare l'inserimento di Spallino, non trova perché c'è una grande chiusura di Tornambè. Adesso allarga il gioco. Arcoleo, rilancio nel tentativo di servire Caruso, c'è Doncor che taglia la strada e adesso direttamente tra le braccia di Minini. Follari, c'è largo Caronia, non lo serve, va direttamente a cercare le sponde in avanti con Candela che fa una buonissima giocata, ancora una volta sta lottando su tutti i palloni, numero 7. Poi palla perfetta per l'Abate che può attaccare la porta, l'Abate dentro di rigore, l'Abate ancora cerca la porta, super Lorello qui che tiene in piedi i suoi, e poi conclusione di Caronia direttamente in out, poi rimane anche giù Caronia, forse uno scontro con la Rosa, probabilmente o crampi o forse una botta al ginocchio, invece no, crampi, fortunatamente soltanto crampi per il numero 2, ma qui grande occasione, poi dato crampi ancora anche per Candela con il compagno Aprile che sta infatti aiutando il suo compagno. Dunque occasione veramente incredibile capitata tra i piedi proprio del numero 9 che si è divorato il raddoppio possibile. Questa è sicuramente l'occasione più importante di questo secondo tempo, un 2-0 che stava quasi per concretizzarsi, ma super Lorello che è riuscito a negare la doppietta personale dell'attaccante. Intanto è rimasta a terra comunque Caronia. Candela invece si è rialzato, possibile cambio infatti per il 2 che ha veramente corso tantissimo su questa fascia. Uno scontro con la Rosa che praticamente si è prolungato per tutta la partita, poi Ingallina molto correttamente aiuta il compagno, il suo avversario chiaramente, a rialzarsi. È abbastanza claudicante, lo vedete infatti zoppicare vistosamente. Sì, temeva un cambio, ma non per Caronia che infatti c'è il suo tecnico di no. Intanto fuori Arcoleo, adesso diciamo chi è entrato per le file dell'Athletic Club Palermo con la maglia numero 13 Alessio La Fiura. Nel frattempo è fuori Caronia, dunque si gioca in 10 contro 11, ma può rientrare, infatti chiede al direttore di gara di rientrare, ma sembra abbastanza dolorante il giocatore. Palla lunga, prova il dribbling di Giovanni, viene fermato però. Corsino allarga il gioco, la Rosa, c'è la pressione subito, poi crossa in mezzo, la Rosa tenta di testa Ingallina e poi cerca il tiro, invece il ne è entrato La Fiura, non trova la porta. Alessio La Fiura appena entrato, direttore di gara che ha fatto rientrare in campo Caronia, è stato provvidenziale perché sono andato a pressare la Rosa anche per non consentire di crossare con tanta facilità, infatti ha messo un po' in difficoltà e il cross non è venuto proprio perfettamente. Tanto rilancio in avanti di Minini, Lanza, poi La Fiura allarga dalle parti di La Rosa col mancino, cerca Ingallina, poi l'anticipo perfetto di Follari che poi scivola. La Fiura col sinistro trova l'imbucata che poteva essere vincente per Caruso, ma è perfetto qui la difesa della Parmo, va a fermare il tutto. Adesso la Rosa sul punto di battuta va con le mani, cerca Caruso ma non lo trova. Follari con il colpo di testa, poi Candela lascia scorrere la sfera. Lanza subito molto fisico, è stato un buon ingresso il suo, sicuramente anche in un momento di partita non proprio facile. Tornambè cerca il tocco dalle parti di Di Giovanni, trova invece una deviazione, dunque rimessa tra le, minuto 81 di gioco. Sponda di Caruso, poi Tornambè cerca di tenerla in campo, ci riesce, poi rischia un poco, poi Spallino sbaglia tutto, entra dentro l'area di rigore, poi Caruso che sicuramente ha cambiato un po' in questo secondo tempo la partita. Possiamo dire effettivamente come il suo ingresso sia stato sicuramente favorevole, ma
Al momento il risultato è ancora di vantaggio per la Parmonval, che sopra di un gol decide il gol di L'Abate. Dai Flavio! Flavio! Prova a fare tutto solo, poi Tornabè cerca centralmente i compagni, spallina allontana male, poi la Rosa si autolancia centralmente qui, ma palla direttamente per Martino che l'aggancia dolcemente con il tacco, poi Lanza lascia proprio a lui. Martino va subito lungo con il colpo di testa da parte di Follari che anticipa anche il portiere, poi scontro tutto regolare, il direttore di gara. Si continua con l'esterno, la Rosa cerca il tocco con il destro, sbaglia lo scontro contro Caronia che adesso ancora lo sprint per poter portarsi in avanti con la punta, cerca il compagno ma sbaglia, Lanza regala però il pallone ai suoi avversari, poi Martino allontana squadre adesso molto lunghe, poi si scontrano Cernigliaro e Caronia che è andato su quella fascia. Pallone alto, Conan, perfetto ancora una volta. Poi la scivolata di Cernigliaro che va sul pallone, negando quindi l'azione offensiva. La Fiura prova a rimettere in mezzo Follari, scontro e dribbling su Caruso, si autolancia adesso il 3, grande la sua partita. Poi viene fermato ancora una volta da Tornabè che tiene bene posizione. Sarà dunque rimessa al laterale per la Parmonval che rimane in proiezione difensiva. Adesso non c'è fretta, anche per guadagnare qualche secondo di tempo che potrebbe fare bene. Messa con le mani intanto. Messa nel mezzo, 4! Messa nel mezzo! In mezzo, Giuseppe, Kevin, in mezzo, Kevin! Spallino. Testa Tornabè, poi Aprile cerca L'Abate, testa ancora Martino. Palla ancora alzata, poi Lanza mette una pezza, cercare e trovare effettivamente Caruso, poi testa Follari. Cernigliaro allarga, mettendo un po' in difficoltà Caronia che è stanco, ma riesce comunque a tenerla in campo, applausi per lui. Lanza. La Rosa. Palla col sinistro a cercare l'inserimento del neoentrato e fresco, effettivamente può lottare con Follari, ma non riesce a toccare il pallone. Anania che nonostante sia entrato nel secondo tempo si è fatto tagliare la strada da Follari che è veramente in grandi condizioni. Intanto zoppica vistosamente Caronia, potrebbe essere uno degli ultimi minuti della sua partita. Intanto botta all'addome presa per Capitan in gallina. Gioco fermo, è rimasto a terra in gallina. Maglia numero 9 per Cristian in gallina, ha avuto un'occasione nel corso del secondo tempo, ben servito da Mattia Clemente, ma con il Sisto non è stato fortunato a inquadrare la porta in quel caso. Va Doncor con le mani a lungo di testa Aprile, poi La Rosa, sempre Corsino l'ultimo a mollare, guadagna anche un calcio di punizione. Grande partita da parte del centrocampista che sta lottando praticamente su tutti i palloni. Sarà quindi calcio di punizione, minuto 85, mancano 5 più recupero. Ci aspettiamo forse non un recupero cospicuo, ma almeno 4 minuti di recupero, forse tra cambi e qualche interruzione. Chiaramente i crampi accorsi anche ai giocatori. Sarà dunque calcio piazzato sul punto di battuta La Fiura, va col sinistro, poi tacco di Martino e blocca direttamente Minini. Senza troppi problemi si scontrano Lanza e Conan. Guadagna anche qualche secondo il portiere, minuto 86, va lungo, lunghissimo anzi. Poi La Rosa si fa scavalcare, qui errore da parte del terzino, L'Abate, La Fiura cerca di correre e fare valere anche il suo minutaggio ridotto di questa partita, anche con maggiore ossigeno in corpo. Infatti si permette anche una grande corsa contro Caronia che invece sembrerebbe quasi essere entrato in questo momento. In realtà è 86 minuti che praticamente corre su tutti i palloni, grande partita per il numero 2.
che oggi è decisamente tra i migliori in campo. Lo scontro con la rosa è stata praticamente per tutta la partita. Qui grande giocata da parte di Giovanni, che lotta. Poi l'ultimo tocco è dell'Athletic, con tutta la panchina che non è d'accordissimo con la scelta da parte del direttore di gara, che invece sembrava abbastanza sicuro della sua decisione. La fila di testa in gallina, lotta con Aprile, la meglio il capitano della Parmonval, poi allunga Lanza, Anania, scontro in gallina, mezza a due, riesce a passare, poi Doncor, elegantissimo 2 volte Doncor, cerca addirittura il rilancio verso Candela, non è una brutta idea, con Lorello che blocca, poi Candela con dei crampi, ma vediamo se il gioco si fermerà. Veloce, posto di Candela, veloce! Arriverà anche un cambio con l'Abate che dice qualcosa. Sembrerebbe non esserci motivo, perché effettivamente la Tedic in maniera molto sportiva ha gettato immediatamente il pallone fuori non appena Candela si è accasciato. Bravo, ascolta quello che ti dice l'avversario! Lo sai, ascolta quello che ti dice quel ragazzo! Gioca per te, gioca, non parlare! Gioco fermo. Adesso invece sì che ci aspettiamo forse un minutaggio un po' più cospicuo. Vediamo chi entrerà. Raffaele! Gioco sempre fermo. Raffaele! Quando prendi palla! Da qua che gli dicono palla fuori, tu parli! Oh, Harrison! Adesso sta parlando con la Fiura, adesso l'Abate anche con Cernigliaro. Sembrerebbe abbastanza arrabbiato il numero 9, che però sta decidendo questo scontro. Tanto l'Abate va a chiedere scusa al tecnico avversario, probabilmente forse non aveva capito che la palla sarebbe comunque terminata fuori. Anche il tecnico subito a dire ai propri ragazzi di gettare la palla in out. Infatti così è stato, grande sportività. Fa tempo fuori Candela, autore di una grandissima partita tra i migliori in campo, Manfredi Candela. Al suo posto invece entra Malik Abdullahi, che si schiera lì davanti. Adesso sicuramente anche dal punto di vista di freschezza e fisico potrebbe dare una grande mano. Adesso il gioco è fermo da almeno 3 minuti, dunque ci immaginiamo sicuramente 3 minuti come base, ma poi anche un recupero per le interruzioni e i cambi, dunque forse si girerà intorno al 6-7 minuti di recupero. Vediamo, proviamo a scommettere dicendo 7 minuti, ma vediamo se effettivamente il direttore di gara la pensa come noi o se invece darà di più o di meno. Nel frattempo ancora non ha dato il recupero, siamo arrivati invece al minuto 90 di questa partita, risultato sempre di 1-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sport Isili. Pallone alzato a Campania a cercare Anania, lotta di testa, poi Caronia, la tocca di Giovanni, cerca il tiro col sinistro, Conan è perfetto, poi Aprile, tocco per l'Abate che si scontra con Ingallina, poi la Rosa, Anania di prima, aggancio difettoso di Ingallina, va giù invece Cernigliaro che con tanto mestiere adesso calcio di punizione con Doncor che lascia a Minini probabilmente, invece no, va Doncor. Ma Doncor sicuramente lungo, tutta lunghissima, cercare Abdullahi che la tocca con la testa, poi lotta e quasi ruba il pallone a Tornabè.
Poi il dribbling sull'auto di fondo con Di Giovanni, cerca Ingallina, trova poi il colpo di testa perfetto di Doncor che salva tutto. Poi ancora una volta Doncor che è entrato, subisce fallo in realtà qui Corsino, cartellino giallo per Doncor che però ha fatto una grande partita. È entrato al secondo tempo al posto di Marino, capitano infortunato ovviamente per un problema muscolare. Lui è entrato invece praticamente a freddo, in realtà trattava del 44esimo del primo tempo, infatti ha fatto soltanto una manciata di minuti nella prima frazione, poi tutto l'intervallo invece a riscaldarsi, l'abbiamo visto, anche se le nostre immagini hanno presentato la clip di intervallo, in realtà qui presenti abbiamo visto il giocatore effettivamente continuare, anzi forse iniziare probabilmente il suo riscaldamento e continuarlo chiaramente e terminarlo soprattutto nell'intervallo con tanta corsa per poi rientrare invece in campo più carico che mai, perché effettivamente sta giocando una grande partita. Intanto stiamo per entrare al 93esimo minuto di gioco. Non abbiamo notato se effettivamente Vittorio Gara ha già indicato i modi di recupero, ma siamo già arrivati ben oltre il 90esimo. Dunque calcio di punizione con la Fiora che batterà nuovamente con il suo sinistro. In precedenza non era stato brillante nella sua battuta, vediamo invece adesso come andrà e cosa ci regalerà col suo sinistro. Entra soltanto Corsino fuori, la Fiora cerca sul secondo palo il colpo di Lanza che non arriva, direttamente palla in calcio d'angolo, dunque rimane azione offensiva per la Teddy Club Palermo. Sul punto di battuta adesso si avvicina la Fiora, forse andrà proprio lui e infatti è il 13 ad andare, entrano tutti dentro la di rigore, rimane soltanto Corsino che però aveva accusato dei crampi, dunque un possibile contropiede non sarebbe forse la migliore scelta. Sbaglia la Fiora, poi palla sul rimorchio e la riesce a toccare Martino, il gol dal rimorchio perfetto con il destro. È stato forse uno schema o forse una battuta non perfetta da parte della Fiora, ma fatto sta che Martino trova il modo di pareggiare al 94esimo, 1-1 il risultato. Una palla a rimorchio, forse sbagliata o forse provata in allenamento, chissà, questo forse lo chiederemo al tecnico nel post partita, ma comunque Martino si è fatto trovare pronto, coronando una grande partita realizzata in fase difensiva, si è fatto vedere anche lì davanti e con il destro in girata trova un pareggio che potrebbe essere veramente importantissimo sul campo della Parmoval, che dentro casa fa veramente tanta paura. Risultato adesso quindi di 1-1, minuto 94 di gioco, c'è ancora tanto però da giocare. Aprile allora che adesso deve difendere con i denti l'Athletic con la rosa. Anania la controlla, viene portato subito lontano dall'Abate, poi lotta ancora il 16 su Cernigliaro. Corsino si appoggia, la Fiora va direttamente in avanti. Per la Fiora un assist in questa partita, forse l'ha toccata in realtà anche Abdullahi, ma intanto rischia il portiere Follari, si gira con il tacco rischiando tanto con l'esterno, infatti regala il pallone Corsino, c'è ancora spazio, Ingallina cerca di trovare una conclusione verso la porta, scivola Spallino, poi prova a girarsi Di Giovanni, si porta sull'out di destra, poi esce fuori, forse si accontenta di perdere soltanto tempo, ma non Spallino che invece ruba la sfera. Conan di testa Martino, poi fuori gioco di rientro e viene subito battuto, poi Martino, poi palla in profondità per cercare Caruso che vince il contrasto con Conan ma commette fallo. Tutta l'astuzia da parte del difensore che si è messo tra la palla e l'uomo, andando giù, guadagnando questo calcio di punizione molto importante. Sarà quindi calcio di punizione con Milini che andrà alla battuta, probabilmente andrà a lungo, immaginandoci un rilancio offensivo. Si difende invece l'Athletic che potrebbe anche accontentarsi di un pareggio quest'oggi in un campo difficile in trasferta, soprattutto dopo la sconfitta contro San Giorgio Piana. Intanto Anania fa tutto solo, Caronia poi un rimpallo non lo favorisce, sarà dunque ancora calcio d'angolo e invece no, perché è rimessa dal fondo.
perché sembrava in realtà l'ultimo tocco del numero 2, ma non per il direttore di gara, che invece ha deciso di concedere la rimessa dal fondo alle portiere. Dunque Minini andrà sicuramente lungo in questi ultimi istanti di partita. Siamo arrivati ormai al 97esimo. Minini rilancia in avanti, fischietto in bocca per il direttore di gara. Martino la tocca, ma va bene così. Finisce la terza giornata, finisce la sfida tra Parma e Athletic Club Palermo, tra gli applausi del pubblico presente. Risultato di 1-1, il gol di Rosario Labate per aprire le danze, poi il pareggio invece firmato da Martino. Dunque sale a quota 4 punti in classifica l'Athletic Club Palermo, invece rimane con, anzi va anche qui, sale non in classifica ma anche rimane comunque lì sopra, lì in avanti la Parma, che invece sale a quota 7 in classifica. Noi vi ringraziamo per averci tenuto compagnia in questa diretta. Qui da Marco Genduso di Sportisti del Tutto vi ringrazio e alla prossima.